L'ospedale di Ribera non sarà chiuso, ma al contrario sarà potenziato con nuovi servizi e nuovi reparti. Il sindaco Carmelo Pace ha avuto rassicurazioni da parte del direttore dell'azienda sanitaria locale di Agrigento ed anche dall'assessore regionale alla sanità Massimo Russo nel corso di un recente incontro. Nello specifico il sindaco ha portato all'attenzione del direttore dell'ASP Messina la situazione riguardante i reparti di chirurgia e cardiologia tra la rimodulazione della pianta organica e la dotazione di alcuni strumenti indispensabili per salvaguardare la vita umana del paziente. Visto che siamo stati rassicurati dall'assessore Russo sul mantenimento dell'ospedale, sui servizi essenziali, la chirurgia, la cardiologia ed altro, adesso si deve passare dalle parole ai fatti. Quindi serve più personale, serve rimodulare la pianta organica, servono le attrezzature soprattutto in questi due reparti. Il manager, diciamo che dal punto di vista verbale ha continuato a rassicurarmi, io l'ho invitato chiaramente a mettere nero su bianco in modo tale che posso rassicurare io e lui, i miei concittadini, che poi non sono soltanto i miei concittadini di Ribera ma di un intero Comesoro. Francamente, vista la disponibilità e soprattutto la sensibilità del manager Messina, sono per la prima volta un po' più fiducioso rispetto a prima.